Leopoldo Torresin, direttore sportivo del Dolomiti Bellunesi, ieri promosso in Serie C. Raccontaci soprattutto le emozioni, Leopoldo. Buonasera a tutti, intanto emozioni sono inspiegabili, quando si vince un campionato così penso che siano cose che si provano una volta nella vita, quindi sono emozioni che rimarranno dentro sempre, soprattutto non per noi solo ma per tutto il comprensorio. Ieri abbiamo visto veramente 2000 persone che hanno fatto festa tutti assieme e questo è stato secondo me la parte principale di questa vittoria. In effetti uno Zugni Tauro sold out ieri, completamente esaurito, grande festa, ho visto dalle immagini e tutto, quindi veramente meritato. Quando c'è stato un momento, una partita, un flash in cui hai detto sì, lo vinciamo il campionato? Allora io assieme, perché si vince sempre tutti assieme, eravamo convinti di poter far bene, di giocarcela con tutti e durante un campionato bisogna avere qualche momento anche di fortuna, come ce l'hanno tutti. Noi le cose sono incastrate perfette e siamo riusciti ad arrivare al traguardo finale. La squadra comunque ha meritato, secondo me, alla fine di questo risultato. Insomma. È stato bello, appassionante fino all'ultima partita e quindi sicuramente grande emozione. Un plauso, un qualcosa di positivo che ti è piaciuto di più della squadra? Ma soprattutto il gruppo squadra, secondo me c'è sempre qualche top player ogni squadra, però si vince sempre con la squadra completa, è questa che fa la differenza. Lo spogliatoio, il gruppo, lo staff, cioè tutte le teste hanno solo un indirizzo che è quel punto dove si vuole arrivare tutti assieme e noi abbiamo costruito una squadra tutti assieme, staff, società, dirigenza, che sono stati sempre tutti consapevoli di raggiungere anche nei momenti, qualche momento difficile, l'obiettivo. Quindi complimenti Leopoldo a te, a tutta la società del Dolomiti e in bocca al lupo per la nuova avventura nei professionisti. Grazie, grazie.